fuochi del Redentore, barchino urta una bricola, 28enne Riccardo Nardin di Cavallino Tre Porti, sbalzato in acqua, muore annegato, era con 2 amiche. Boom di codici bianchi all'ospedale Il Picco i venerdì e i lunedì. Tanti utenti bypassano il medico di base per avere visite specialistiche. C'è chi vuole farsi il controllo prima delle vacanze. Emergenza caldo nella Marca, anziani in cerca di refrigerio. È in arrivo però una tempesta di calore. Martedì previsto un nuovo nubifragio. Paura per le colture. Serve dignità anche nell'accoglienza, le prefetture non possono distribuire i migranti. Il capogruppo della Lega in Consiglio Cristian Schiavon contro la linea Zaia, fondo a Meloni, dov'è il blocco navale? Turisti in quota con zoccoli e ciabatte, salvataggi di comitive troppo stanche per proseguire, e anche questa l'estate per il servizio pedemontale emergenze. Partito nel primo pomeriggio dalla stazione di Treviso il treno diretto a Lourdes, tra i pellegrini in carrozza c'è anche il vescovo di Treviso, Michele Tomasi. Sindaco, vice sindaco e tanti volontari dell'amministrazione comunale di Spresiano, camerieri per una sera per onorare il lavoro degli operatori delle comunità presenti sul territorio. Ben ritrovati, ancora una buona domenica a tutti voi, ben ritrovati con l'informazione di TG Treviso Telegiornale, che evidentemente apre con la tragedia della notte del Redentore. Il 28enne Riccardo Nardin purtroppo con la sua barca ha urtato una briccola, dall'impatto forte è stato sbalzato in acqua. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Grande il cordoglio dei primi cittadini di Venezia e di Cavallino Tre Porti, dove il ragazzo risiedeva. Sulla sua pagina Facebook le immagini della sua amata barca, rubatagli per ben 2 volte, per altrettante ritrovata. Nel 2020 si legge il post esultante di Riccardo Nardin, 28 anni, di Cavallino Tre Porti, perché la sua barca era stata ritrovata. Ed è proprio su quella barca che il giovane, nella notte dei fuochi del Redentore, ha trovato la morte. Tradito dal buio, probabilmente dal moto ondoso causato dalla presenza di almeno 3.000 barche in laguna per assistere alla festa. Riccardo ha impattato contro una briccola e nell'urto forte il suo corpo è stato sbalzato in acqua. Con lui a bordo c'erano 2 amiche. La serata stava volgendo al termine, stavano tornando a casa. Riccardo Nardin lavorava per una società di trasporti turistici con i lancioni che fanno la spola tra il terminal di Punta Sabbioni e Venezia. Aveva studiato all'Istituto Nautico di Venezia, era un grande appassionato di mare e di viaggi. L'incidente è accaduto tra San Giorgio e San Servolo. Siamo in un caso molto limite e particolare, insomma, no? Il bacino di San Marco, nell'arco di tutto l'anno e negli anni non ci sono mai 3.000 imbarcazioni contemporaneamente. Dal momento che l'evento è finito c'è questa abitudine invece magari andare in modo molto rallentato, c'è chi magari tira sull'ancora e cerca di rientrare il più presto possibile, magari a volte anche per evitare appunto l'intasamento. E quindi anche se la velocità è molto ma molto limitata, la moltiplicazione delle onde fa sì che comunque si agita il bacino d'acqua e di conseguenza bisogna essere molto cauti. Per le ricerche sul posto la motobarca della Marittima, 2 autopompe lagunari, vigili del fuoco e sommozzatori che erano in servizio per la manifestazione. La polizia locale di Venezia ha compiuto i rilievi e le indagini per ricostruire la dinamica, sulla quale però rimangono pochi dubbi. Fondamentale la testimonianza delle amiche che erano con lui. Riccardo lascia 2 fratelli. Il cordoglio è iniziato fin dalle prime ore dell'alba a correre sui social diversi messaggi di vicinanza alla famiglia di Riccardo, da quello del sindaco Luigi Brugnaro a quello di Cavallino Tre Porti con Roberta Nesto. Un minuto di silenzio è stato osservato oggi prima della regata del Redentore che precede la Santa Messa. Abbiamo concordato di dedicare per ogni regata un minuto di silenzio, quindi prima della partenza al cordino i regatanti che prenderanno il via dalle 4:30, l'ultima è alle 6:15, le 3 regate prima di partire faranno un alzaremi e dedicheranno un minuto di silenzio alla giovane memoria del giovane ragazzo di Cavallino Tre Porti. Un minuto di silenzio dunque per ricordare Riccardo Nardin, che è stato anche ricordato nell'omelia di Monsignor Moraglia oggi durante la messa per la festa del Redentore. Poi all'alba c'è stato un altro incidente, questa volta tra 2 barche, lo scontro tra 2 imbarcazioni nel bacino della stazione marittima di Venezia, 3 persone in acqua salvate e recuperate dai vigili del fuoco. Lo scontro è avvenuto all'altezza della bricola 75 e un cabinato
ravinato, è affondato. I vigili del fuoco accorsi da Marittima, da Venezia, centro storico e con il nucleo sommozzatori hanno recuperato le 3 persone che non hanno riportato ferite, comunque assistite dal personale del SUEM. Sul posto la Polizia di Stato, la Capitaneria di Porto e il barchino è stato recuperato. Con le immagini ora torniamo a Treviso, entriamo in pronto soccorso dove pare da mesi ci sia un boom di accesso di codici bianchi, soprattutto nelle giornate di venerdì e lunedì. Ne abbiamo parlato con il primario, il dottor Enrico Bernardi. In queste giornate qua, che magari il medico di medicina generale è relativamente, diciamo, meno presente perché gli orari di ambulatorio sono quelli, le persone tendono a, diciamo, venire un po' più in pronto soccorso. Teniamo conto anche del fatto che spesso si tratta di accessi legati a patologie specialistiche. Caccia alle prestazioni specialistiche. Da diverso tempo si sta verificando un fenomeno curioso al pronto soccorso di Treviso che nelle giornate di venerdì e lunedì ormai da mesi supera di gran lunga il numero medio di accessi giornalieri, che è 320. Un dato rilevabile facilmente visto il boom di codici bianchi registrati proprio di venerdì. Se io ho un problema tipicamente specialistico, che ne so, dermatologico, farò prima venire in pronto soccorso che andare al medico di base, che poi magari deve comunque mandarmi dal dermatologo se non è magari in grado di darmi una soluzione. Ecco. C'è chi arriva anche per darsi una controllata prima di andare in vacanza. Insomma, il numero dei codici bianchi registrati ultimamente è impressionante. Così come conferma il primario Enrico Bernardi il numero di verbali che la polizia compila all'interno del pronto soccorso quando gli animi si scaldano troppo facilmente. Chiaramente chiedo alle persone di avere pazienza, perché noi non è che riusciamo a gestire questo tipo di flussi improvvisamente alti. Tra i consigli del primario agli utenti, soprattutto in questi giorni di caldo torrido, ce n'è uno anche per i motociclisti. Raccomando ai motociclisti di continuare a tenersi le loro protezioni anche se fa caldo, perché se si cade in moto con la maglietta e i pantaloncini corti si fa un disastro. Quindi se è possibile, quando correte in moto continuate a tenervi le vostre tute da moto, giacca e pantaloni. Il caldo torrido sta riempiendo le montagne del nostro territorio, parla il direttore sanitario Pedemontane Emergenze, che avverte: per vivere la montagna bisogna essere preparati. Lo ascoltiamo. La montagna è piena di imprevisti, il tempo può cambiare molto rapidamente, anche se è previsto bel tempo può arrivare il temporale magari di breve durata, ma magari con la grandine. Conoscere la montagna, fondamentale quando si decide di avventurarsi in passeggiata. Non è una questione di quota, troppo spesso, come conferma il direttore sanitario del servizio Pedemontano Emergenza, già direttore del SUEM di Pieve del Grappa. Sono chiamati a soccorrere turisti che affrontano le montagne in zoccoli e ciabatte, fermati dalla caduta di massi o incapaci per stanchezza di proseguire. È capitato parecchie volte anche quest'estate, si avventura e poi si ferma, non ce la fa più, chiede aiuto pur non avendo nessuna patologia. Questo significa che non si è preparato. Nello zaino non devono mancare poche cose, ma fondamentali. L'acqua è indispensabile nello zaino, come pure una piccola giacca a vento, un qualcosa, soprattutto se si prevede di fare percorsi lunghi su versanti in parte esposti a sud, e magari in parte esposti a nord o in parte dentro le valli. Tra i pericoli della montagna anche l'affollamento che già si inizia a registrare. La montagna sarà affollatissima, anche nei cieli. E anche qualche giorno fa c'è stato un incidente da volo libero in cui 2 ragazzi stranieri, per evitare lo scontro tra loro a pochi metri da terra, hanno fatto delle manovre un po' azzardate e uno si è fatto male, anche discretamente. Questo perché siamo in tanti che frequentano la montagna, soprattutto adesso che viene caldo. L'appello alla preparazione segue quello rivolto ai giovani. Il servizio, che eroga corsi di primo soccorso, cerca volontari. Per diventare volontario del soccorso, i corsi sono 2, base e avanzato, con diverse ore di tirocinio. Servirebbero giovani, e giovani non ne abbiamo tantissimi. Ho notato una cosa nell'ultimo corso, che si offrono molto di più persone che hanno una sessantina d'anni rispetto a persone giovani, studenti per esempio, che potrebbero benissimo dare una mano.
Il dibattito sulla gestione dell'accoglienza, parliamo di profughi, si infiamma. Oggi nel corso del suo intervento, durante la prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, l'ex assessore al bilancio ed ora capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Christian Schiavon si è detto contrario alla linea di Zaia, di Mario Conte, ed ha attaccato addirittura Meloni. Appoggia la linea Stefani. I profughi, dice Schiavon, non siano scaricati, non possiamo accogliere, ognuno faccia la sua parte. Lo ascoltiamo. Di cosa stiamo parlando? Cioè, chi difende o chi gestisce la propria comunità è un delinquente, mentre chi porta così a random le persone è il salvatore della patria. Ma di cosa stiamo parlando? Tolti i panni di assessore al bilancio del comune di Treviso, indossati quelli di capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Treviso, Christian Schiavon ne ha per tutti. Per gli alleati di governo, con la leader Giorgia Meloni, che non starebbe facendo quello che aveva promesso, e poi per l'Europa. Ricordo alla Meloni che in campagna elettorale ha detto il blocco navale. Quindi io, fosse per me, glielo ricorderei. Io la soluzione ce l'ho. Ogni Stato della Comunità Europea mandasse una nave battente, bandiera europea o bandiera nazionale, quelli che vengono a dire a me cosa fare, prendono una nave, vanno in patria e poi ragioniamo. L'Europa o comincia a fare qualche bonifico ai comuni, oppure che si attacchi al tram. Insomma, la lettura del segretario di sezione di fatto appoggia la presa di posizione del segretario regionale della Lega Alberto Stefani, che ha duramente contestato la spartizione dei profughi sui territori operata dalle prefetture, rimarcando così la frattura interna al partito sul tema. Stefani infatti ha espresso una linea coerente, perché non è questione di populismo. Quando io sento è populismo, no, sta cippa il populismo. Ci sono... ognuno di noi può avere delle sensibilità. La mia sensibilità è quella di salvaguardare la mia comunità. Io sono contrario ad un'accoglienza non caritatevole. Continuo a dirlo, migliaia di persone che vengono spostate di qua di là come fossero dei pacchi. Se è un ragionamento cristiano questo, scusatemi, forse è bene che io cambi religione. In netto contrasto con la linea dell'ex collega Casugana Mario Conte, che come presidente ANCI aveva chiesto a tutti, a fronte dell'emergenza, di fare la propria parte, mettendosi anche una mano sul cuore. La spesa sanitaria di lavoratori e pensionati continua a crescere. 2 giorni fa la protesta organizzata dalla CGIL, che annuncia continueremo la mobilitazione finché non avremo risposte. La spesa sanitaria è cresciuta del 6% per i lavoratori, del 4% per i pensionati. È il primo risultato che balza all'occhio dalla campagna fiscale del CAF CGIL del Veneto, che fino ad oggi ha elaborato l'81% delle pratiche. La media di spesa sanitaria è di 1.223 euro per un pensionato, 1.145 euro per lavoratore. Stiamo parlando di oltre 249 milioni di euro complessivi per chi si rivolge al CAF CGIL del Veneto, 12 milioni in più rispetto al 2021. In provincia di Treviso sono diventati 165 i centri di medicina privata in questi ultimi 10 anni, con un giro d'affari di circa 150 milioni. Cosa sta a dimostrare questa tendenza? Che ne dicano i politici, che ne dica il governo, che ne dica Zaia, che ne dicano i Soloni, ecco, che studiano il sistema sanitario nazionale, che stiamo andando verso la privatizzazione della sanità. Il diritto alla salute, aggiunge il segretario dei pensionati della CGIL trevigiana, è sancito dalla Costituzione. I cittadini però devono sapere che c'è una legge in Italia che ci dice che se il Servizio Sanitario Nazionale non riesce a darti l'appuntamento e a curarti come è previsto dalla richiesta medica, tu puoi rivolgerti anche alla sanità privata con le spese accollate al Servizio Sanitario Nazionale. Questo è il facsimile della raccomandata diffusa oggi dal sindacato, attraverso la quale si può chiedere rimborso per una prestazione privata ove il sistema sanitario non fosse in grado di erogarla nei tempi previsti della prescrizione. Nei reparti chi lavora chiede personale adeguato e una nuova riorganizzazione. Ci sono liste d'attesa abbastanza lunghe e vengono gestite con delle attività aggiuntive, quindi vuol dire che il personale, per senso di etico, volontario, eccetera, viene richiamato dai servizi per svolgere quelle attività che nell'ordinario non possono essere svolte perché siamo in pochi. È
passato anche per la stazione di Treviso il treno speciale organizzato per il pellegrinaggio a Lourdes, partito da Trieste, rappresenta il migliaio di fedeli che dal nord-est raggiungeranno la grotta di Fatima. Cosa c'è? Devi andare davanti alla grotta, bisogna andare davanti alla grotta e là si sente tutto. Sta in queste parole la motivazione che ha spinto anche quest'anno oltre 1 migliaio di fedeli a raggiungere il santuario di Lourdes. Un viaggio di fede per alcuni nella speranza di un miracolo, per le proprie sofferenze, ma anche di sostegno e condivisione per i tanti volontari dell'Unitalsi che danno il loro tempo e la loro attenzione, come in una grande famiglia. È un insieme di persone, di famiglie, di amici che si prendono per mano e si aiutano nella vita, camminano insieme. È la bellezza di come vorremmo anche le nostre famiglie, le nostre case, di come a me piacerebbe anche la nostra società, la nostra economia, la nostra politica. In fondo è questo il miracolo. Il miracolo è questo e se riusciamo a diffonderlo allora la Madonna veramente ci ha aiutato tanto. Insieme alle diocesi di Treviso, Adria, Rovigo, Padova, Trieste e Udine, per un treno da 850 posti ai quali vanno aggiunti i numerosi pellegrini che hanno preso l'aereo. Mezzo che quest'anno il Vescovo Tomasi non ha voluto utilizzare, condividendo il pellegrinaggio su rotaia che porterà nella serata di domani i fedeli ai piedi dei Pirenei. Quello che mi raccontavano tutti i pellegrini era un ritornello, però il treno è un'altra cosa, però il treno è un'altra cosa. E allora ho voluto condividere con loro questo percorso, ma farlo anche come un regalo fatto a me, un pellegrinaggio di alcune diocesi insieme in un posto importante per la nostra fede, in un luogo dove ricaricarci insieme e dove portare anche un briciolo di speranza poi di ritorno alla nostra diocesi. Fede è l'energia che muove gli oltre 50 volontari, alcuni con 30 anni di pellegrinaggi a Fatima, sempre al seguito di tanti malati o infermi. E a lei cosa le lasciano? Ah, una bellissima cosa, vengo a casa proprio serena, tanto da far capire ai miei figli in qualcosa di diverso, che quando torno sono diversa, anche mio marito lo dice, che sono diversa perché si porta a casa tanta gioia, si porta, sì, questo è vero. E che qualcosa ci sia lo dice anche chi attraverso la scienza ha curato per quanto umanamente possibile i corpi. Cura l'anima di sicuro, ma cura anche il corpo, è incredibile come pazienti con molte sofferenze, per esempio durante il soggiorno, gente abituata ad assumere oppiacei dalla mattina alla sera, non chiede antalgici, sorride, è serena, dorme senza bisogno di... È un miracolo così, che si fa proprio all'anima. Ora parliamo di edifici di residenza di piano casa. A sostenere la proposta del sindaco di Treviso Mario Conte ci sono sia la CNA che la CISL. Quest'ultima chiederà presto un incontro. Chiusa la parentesi del superbonus, si affacciano ora le prime scadenze utili per riconvertire il patrimonio immobiliare del nostro territorio. Il piano casa torna dunque in primo piano, rilanciato anche dal segretario della CNA del Veneto. Accanto al tema della sostenibilità e dell'efficientamento energetico dobbiamo lavorare anche sulla dinamica sismica, perché la dinamica sismica è una dinamica di tutela e di sicurezza che deve essere tenuta ben in considerazione tanto quanto le questioni che riguardano l'efficientamento. A Treviso ci sono più di 600 immobili su cui non si è potuto intervenire. A lanciare la proposta di aggiornare il piano casa, l'ultimo risale agli anni 70 con la legge Fanfani, è stato il sindaco di Treviso Mario Conte, intervenuto al convegno Abitare precario che si è svolto all'auditorium della CGIL. Proposta, quella del sindaco trevigiano, raccolta anche dalla CISL della Marca. È sicuramente vero che il patrimonio immobiliare della provincia di Treviso è un patrimonio vecchio. Pensiamo che il 70% degli immobili è stato costruito prima degli anni 80, il 50% prima degli anni 70. Da una parte quindi la necessità di ristrutturare gli immobili agevolando chi deve fare gli interventi con bonus edilizi, con crediti fiscali, non con il 110% che è stato uno strumento che non è stato efficace. Dall'altra parte c'è la necessità però dentro al piano casa di prevedere affitti agevolati e garanzie per chi affitta. Chiederemo, assicura il segretario Massimiliano Paglini, rapidamente un incontro per gestire questa fase. Serve invece una nuova cultura dell'abitare. Oggi il rialzo dei tassi sta rendendo difficile per tante famiglie trevigiane accedere ad un mutuo. È fondamentale, ricorda Paglini, che si definiscano condizioni di garanzia per chi vorrà locare e condizioni di sostenibilità per chi cerca un'abitazione in affitto. Sono pochissimi i cittadini che oggi possono permettersi canoni da 600, 700, 800 euro.
Ci spostiamo a Zero Branco, l'albo comunale delle babysitter. Molte le adesioni, grande interessamento da parte delle famiglie. Vediamo. Denatalità, Zero Branco va in controtendenza, il saldo dei nuovi nati è in positivo e questo spinge l'amministrazione a incentivare le iniziative a favore delle famiglie con figli in tenera età, come l'albo comunale delle babysitter. Personale appositamente formato da mettere a disposizione dei genitori per la cura dei loro figli da 0 a 14 anni. Abbiamo questo trend che si era un po' bloccato durante il periodo della pandemia, ma che adesso sta riprendendo. Abbiamo per fortuna tanti bambini e tante famiglie che fanno nascere i loro bambini a Zero Branco, oppure che decidono di trasferirsi qua a Zero, anche con figli piccoli, probabilmente dovuto allo spirito e al senso di comunità che accompagna questi ragazzi, e poi ai servizi che in qualche modo sono incentrati soprattutto sulla giovane età. 6 le babysitter dai 24 ai 65 anni che tra aprile e maggio hanno preso parte al corso di formazione promosso dal Comune in collaborazione con l'associazione Edera, così da essere pronte a svolgere questo incarico. Perché non si è improvvisato, abbiamo scelto degli argomenti che riguardavano la possibilità di imparare il primo soccorso, il BLSD, la rianimazione cardiopolmonare nei bambini, poi il discorso dell'alimentazione, del trattare i bambini che nascono o che hanno delle disabilità, insomma tutta una sfera di competenze per cui è importante che le babysitter abbiano. Le famiglie che si sono fatte già vive per attingere all'elenco comunale sono una decina. Visto il successo, l'amministrazione intende portare avanti anche negli anni futuri questa iniziativa. Adesso, una volta che abbiamo rodato un po' questo meccanismo, potremo sicuramente condividerlo anche con gli altri comuni. Giornata caldissima nella Marca, temperature ben oltre i 30 gradi con tasso di umidità importante. Hanno consigliato a molti di non uscire e a chi si è mosso di prendere qualche provvedimento per evitare colpi di calore. Attenzione però, con il caldo aumenta anche la probabilità di forti temporali. Buongiorno, lei cosa fa per difendersi dal caldo? La cosa più semplice da fare è quello di mettermi un cappello in testa, così all'ombra mi riparo, e se proprio non ce la faccio a resistere, uso il mio ventaglio. Ognuno affronta come crede meglio l'ondata di caldo che anche oggi ha investito la Marca. Il termometro in Calmaggiore all'ombra, poco dopo l'1 del pomeriggio, segnava 30 gradi spaccati e appesantiti da un'umidità importante, con il risultato di svuotare ogni luogo che fosse diretto al sole, plateatici compresi, tanto che anche i gestori si prendono una pausa pranzo all'ombra e con i condizionatori a pieni giri. Caldissimo oggi. Chi fa affari sono, manco a dirlo, le gelaterie. Va bene, va molto bene, ma più che il gelato le granite vanno forte perché fa molto caldo. Di questo caldo i più contenti siete voi? Ma direi di sì, dai, è la nostra stagione, poi si conclude velocemente. Troppo caldo però significa anche aumento di probabilità di temporali di forte intensità come nei giorni scorsi, con danni importanti all'agricoltura e nella Marca al prosecco, ma sempre tutto a macchia di leopardo. Pensate che solo nella provincia di Treviso abbiamo ricevuto denunce con richiesta di perizia per oltre 25 comuni interessati. In realtà però la quantificazione è molto difficile da fare perché come non mai abbiamo visto questioni puntiformi che hanno interessato vigneti in maniera limitata e poi il resto del vigneto invece non aveva di fatto danno. Quindi abbiamo visto filari abbattuti, abbiamo visto filari molto grandinati, poi però l'appezzamento di fianco era perfettamente a posto. Da qui quindi le previsioni per i prossimi giorni, tutt'altro che confortanti. E quindi probabilmente già mercoledì notte, giovedì, avremo ancora le condizioni per possibili temporali anche intensi, ma naturalmente questi fenomeni sono intensi, sono localizzati, quindi la previsione è molto difficile nella localizzazione precisa, comunque le condizioni ci saranno. Dopo 11 anni di stop torna la Vittorio Veneto Cansiglio, la gara automobilistica da sempre nel cuore dei trevigiani.
finalmente, grazie a delle persone straordinarie che ci hanno messo tutto il loro impegno, siamo riusciti a ripristinare questa gara memorabile. Dopo mesi di preparativi entra nel vivo il countdown per la 41esima Vittorio Veneto Cansiglio, in programma tra sabato 26 e domenica 27 agosto, organizzata a cura dell'ACI Treviso dopo uno stop prolungato dal 2013. Presentata ufficialmente la cronoscalata. Questa è una gara molto sentita, il territorio la sente molto, oltre al fatto sportivo che è fondamentale, è anche importante la valorizzazione territoriale, turistica e il volano che può generare questo tipo di manifestazione. E la valorizzazione del territorio è uno degli obiettivi che ACI Treviso si pone. La Vittorio Veneto Cansiglio si svolgerà infatti nel territorio comunale di Fregona, partenza in località Mezzavilla. Attraversando i tornanti panoramici, l'arrivo sarà previsto nella località Valselga. A percorrerla anche Danny Zardo, con il suo record di tracciato. L'ho vinta 6 volte, è la mia gara di casa, anche se abito a 25 km di distanza, e sono contento di aver affiancato il mio nome nell'Albo d'Oro a personaggi del calibro di Nuvolari, di Nesti, di Marzario, di Schager, di tutta questa gente. Una grande soddisfazione poter tornare a far sfrecciare le auto nella storica gara. Quest'anno ci siamo lanciati con questa Vittorio Veneto Cansiglio, tanto entusiasmo da parte di tutti, questo fa molto piacere perché c'è di grande aiuto, perché l'entusiasmo e lo stimolo ci porta a fare bene o ancora meglio. Serata colma di emozioni, siamo a Spresiano, hanno partecipato ragazzi e operatori delle 3 comunità presenti a cucinare e servire ai tavoli sindaco, vice sindaco e buona parte dell'amministrazione. Una serata all'insegna della solidarietà in occasione della festa delle associazioni per le comunità di Spresiano, Casamasetto, Famiglia di Nazareth e Comunità Bambù. A cucinare e servire ai tavoli il sindaco Marco Della Pietra e il vice sindaco Roberto Fava, alcuni esponenti dell'amministrazione del Consiglio Comunale e gli alpini del gruppo di Visnadello. Tutti insieme con lo slogan scritto nei grembiuli: la solidarietà è servita. Una magnifica festa dove i ragazzi si sono cimentati in un karaoke che ha fatto emergere tanti talenti. La serata diventerà un appuntamento fisso che si ripeterà ogni anno e diventerà la cena di solidarietà è servita. Ringrazio queste comunità per il grande servizio che fanno per i più deboli del nostro territorio, ha detto il vice sindaco. Il loro lavoro è fondamentale. Ringrazio di cuore le 3 associazioni perché in questi anni, da sindaco, conclude il primo cittadino, mi hanno aiutato a crescere e capire l'importanza di essere vicini ai più fragili. Missionario a Taiwan per quasi 50 anni, padre Felice, 80 anni, è tornato a visitare ospedali e strutture messe in piedi negli anni, ora è cappellano al Cafoncello. Amore a Taiwan. Sfoglia tra le pagine colme di caratteri del voluminoso dizionario Padre Felice per farci vedere come si compone l'ideogramma della parola amore. Una costante della sua vita che lo ha portato ad essere missionario per 47 anni a Taiwan. E la mia vocazione di missionario è nata sempre dall'idea di cercare di fare la cosa il meglio possibile. Questo mia mamma mi ha sempre detto: quando fai una cosa cerca di fare la migliore cosa e nel miglior modo. E il miglior modo per Padre Felice è stato dedicare la sua vita agli altri, a più di 15.000 chilometri da casa. Era il 1971 quando è partito per Taiwan, un lungo viaggio che lo ha portato anche tra gli aborigeni del Vietnam, dove è stato parroco per ben 8 anni. In tutto a Taiwan ho fatto 47 anni. Attualmente 47 anni è anche abbastanza lungo il tempo, ho avuto esperienza di parroco anche in un'altra parrocchia, poi direttore amministrativo di un ospedale abbastanza grande, circa 700 posti letto, di cui ho fatto la raccolta fondi per un nuovo blocco. Mi ricordo che allora ho chiamato i cantanti dall'Italia, la Gasdia, eccetera, eccetera. Parroco poi alle Isole Pescadores, gruppo di isole tra Taiwan e la Cina, vice direttore di ospedali a Lotung e responsabile di una scuola infermieristica che conta quasi 3.000 allieve. Sono solo alcuni degli incarichi che hanno visto impegnato Padre Felice nei suoi anni oltreoceano. Questa forza di coraggio l'ho avuta perché entusiasmo. Come mio principio base è questo: quando mi danno un impegno, quella cosa diventa per me l'interesse. Un interesse che lo spinge a reinventarsi ogni giorno per i pazienti che assiste e a cui fa compagnia all'ospedale Cafoncello, dove dal 2018 è cappellano. Un disegno diverso ogni 2 giorni per distinguersi e allietare i malati che assiste nel reparto di dialisi. Il presepe all'entrata dell'ospedale è un pensiero scritto per ogni persona nel giorno del suo onomastico.
E nonostante l'impegno al Cafoncello, padre Felice desiderava tornare nei luoghi che ha vissuto, visitando le opere dove ha svolto la sua attività. Sono partito e sono andato, la prima tappa naturalmente era a Taiwan, perché ho fatto 47 anni lì e quindi la gente mi aspettava, sapevano, e quando naturalmente li portano ancora la mascherina in chiesa, e quando in chiesa ho tirato giù la mascherina prima della messa, è stato una gioia un po' comune, insomma, ecco. Quindi rivedere tutti i miei posti dove sono stato, le famiglie con cui ho collaborato, che mi hanno aiutato, è stata veramente una cosa molto... il problema era di dire no a chi mi invitava alla cena a pranzo, perché erano tantissimi. Per il consueto servizio della domenica torniamo al 1986, quando a Zero Branco veniva presentato il primo impianto fotovoltaico d'Italia. Quasi 40 anni fa veniva installato nel giardino di Villa Guidini. Si chiama sistema di generazione elettrica fotovoltaico. Più semplicemente si potrebbe coniare come il primo esempio al mondo di integrazione fra tecnologia per lo sfruttamento dell'energia solare ed antichi edifici. Non l'hanno inventato come al solito gli americani o gli stranieri, né tantomeno arriva dalla capitale. Il progetto è stato redatto da un professore veneziano, Vinicio Vianello, ed integrato a Villa Guidini di Zero Branco, classico esempio di villa veneta, costruita nel 1700, circondata da uno splendido parco di 6 ettari. Una villa che si proponeva come centro padronale di un'azienda agricola e contemporaneamente come casa di campagna per i nobili proprietari veneziani. Ora l'edificio è sede di gruppi sociali e culturali operanti nel territorio zerotino ed è anche in programma in futuro di installare un museo della civiltà contadina. Un centro così poliedrico per le attività che si svolgono diventa così sede ideale per la ricerca scientifica avanzata e per la sperimentazione di tecnologie solari che, accomunando progresso scientifico e ambiente e risorse naturali e non inquinanti, permette di recuperare l'antico binomio villa-azienda, che è la massima espressione di un corretto rapporto fra natura, arte, attività produttive. Come ha sottolineato il sindaco di Zero Branco Lucio Pasqualetto nel corso di una conferenza stampa tenutasi in villa stamane, Chernobyl insegna. Con questo non significa andare contro il nucleare, ma piuttosto significa trovare e ricercare nuovi spazi alternativi. E questo è un ottimo veicolo energetico alternativo. Dal punto di vista tecnico-scientifico, l'impianto si presenta con notevoli caratteristiche di versatilità e diverse possibilità di ricerca e sperimentazione. È infatti costituito da diversi array fotovoltaici che permettono la raccolta di dati in 4 diverse situazioni. I pannelli generano energia elettrica esclusivamente dalle radiazioni solari, utilizzabile nella villa e nel parco con diversi scopi. All'interno funziona una centralina computerizzata che raccoglie sia i dati forniti dai pannelli che quelli forniti da una sonda per le variazioni meteorologiche. In definitiva, il sistema installato sarà in grado di fornire energia alla villa, essere centro di ricerca e raccolta dati, divenire strumento didattico per vari livelli di istruzioni, dalle elementari all'università, ospitare nuove apparecchiature per il rilevamento di radiazioni nucleari, piogge acide, diverse fonti di inquinamento dell'atmosfera. Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia. Diamo uno sguardo insieme alle previsioni del tempo. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. L'anticiclone si fa più intenso, l'ondata di calore potrebbe avere caratteristiche di eccezionalità con possibili valori record nel corso della settimana. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di lunedì 17 luglio sarà tipicamente estiva con tanto sole e cielo limpido. Atmosfera piuttosto afosa con temperature in ulteriore aumento, minime tra 18 e 25 gradi, massime con punte di 38 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo in genere sereno, poco nuvoloso nel pomeriggio in montagna.
Temperature minime tra 20 e 23 gradi, massime sui 34-35 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove si prevede tempo soleggiato e cielo sgombro da nubi. Temperature minime intorno ai 19-22 gradi, massime sui 35 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.